ce la fa, ce la fa. Ale! Ale! Noi aspettiamo anche quelle viti lì dei specchietti, si continuano a piegare. Voilà, ciao ragazzi, allora adesso è mattina, io ho appena finito di preparare i tavoli per le colazioni, vedete. Adesso devo stare qua però e non posso parlare a alta voce perché ci sono tutti quanti che dormono. E il padre sta per andare a estirpare qua con l'Antares 110, quindi gli do la GoPro da fare un cabo view. Se di solito guardate i video e vi piacciono iscrivetevi al canale, e adesso gli do la GoPro al padre. Bene, allora andiamo a estirpare dove c'era il frumento per tenere pulito dalle erbacce. Vediamo se si riesce con l'Antares. Vado dall'interno, potrei andare di là che è più corta, però dalla strada ho l'estirpatore aperto, allora faccio dalla strada di campagna. Abbiamo macinato, vedete, sotto le vigne, preparato per la vendemmia. Di qui così, qua c'è il campo dove c'era il frumento. E allora proviamo, diamo le normali motrici. Adesso faccio qua che tra una estirpata e l'altra dell'altra volta, così. Il primo veloce? Sì, meglio. Sì, ce la fa, ce la fa. Potente l'Antares.
il primo vicino all'argine, facile che faccia sta roba qua. Cosa è lì? Sasso? Sta attenti a non sprofondi. E qua c'è anche i sassi, sì. Sembra a posto, dai. Vacca boia. Ce n'è di erbacce, Tanto non serve andare profondi, l'importante è rompere l'erba, a rompergli le scatole all'erba, e così in modo naturale tenerla controllata senza fare diserbanti, o comunque insomma farne molti meno. L'anno prossimo qua faremo mais, e allora questo qua è un'erbaccia che riesce a venire su lo stesso, quindi facendo questo lavoro qua in teoria c'è il terreno un po' più leggero e allora tende ad andare in profondità l'estirpatore. C'è anche la Butilon, vedete, con le foglie larghe lì, quella che fa fatica. Fuori la terra, c'è ancora la paglia del frumento, orca. Facciamo un po' di aria. Che scende del bacia,
umida la terra, per quello anche sotto, non sopra. L'ho fatto quest'estate quando c'era caldo, allora si sistemava per bene, solo che c'era troppo duro per dargli un'estripata, non ha mai piovuto d'estate e allora appena ha piovuto qua tutta sta paglia perché non c'è neanche erba, non c'è erba. Ma guarda che roba. Era tutto il new alto qua. Porca boia. Tanto me la levo un po' sta qua, vediamo. Bene, allora adesso chiudiamo l'estirpatore, poi gli do una pulita anche all'Antares, perché adesso vado a consegnare l'uva tra qualche giorno e allora se è pulito è meglio, con l'aria dentro in cabina. Ale! Ale! Mi dai una mano a alzare qua, ho un po' di mal di schiena. Molla le viti intanto, dai, del tutto.
su adesso. E dopo sto qua. Dove li appoggio? Lì intanto, dai, lì. Avanti. Butta su. Pianino. Andiamo su là. Devo venire a prendere anche la cosa. La pistola. Su. Porca, non c'è la terra. Gli do un colpo di aria dentro e l'acqua fuori, sì, con la gomma però, no con gli ibili tanto. Metto giù le chiavi e prendo sulla pistola, che lassù abbiamo il compressore, quello grande, c'è un bel po' di aria. Porta sta roba qua, ehi! Ehi! Portala là! Dove vuoi, lì nel banco. È abbastanza caldo, ancora, anche se è settembre. Dicono fino a giovedì, dopo rinfresca, vediamo. Allora adesso andiamo a staccare l'estirpatore e poi diamo del colpo di aria dentro in cabina, perché c'è l'aria condizionata che non funziona, e allora per respirare un po' lascio aperto, però si riempie di polvere. Questi mettiamo nel cassetto, la chiave no, perché a volte serve e non serve sempre abbastanza. Oi, che mal di schiena. Allora, giù la gamba, guarda qua, ci riusciamo. Lì vedremo. Che vediamo. È vecchio sto qua, ma insomma va, funziona, qua c'è il perno che passa proprio giusto.
Beh. Là tiriamo giù le boccette. Non sta attenti perché se metti i titoli lì dentro senti una bella stecchettina. Ole, vediamo se è aria. Dovrebbe essercene abbastanza dentro. Facciamo andare anche il coso lì che così butta via la polvere che si carica. Qua era una maglia o era una strusa? Aia. Dopo diamo un colpo di acqua fuori all'esterno. Tenete conto che questo trattore qua è del 93 ed è stato per 10 anni di un terzista, quindi dopo è 20 anni che ce l'abbiamo noi e noi facciamo poche ore, un centinaio all'anno, 120 al massimo, e allora può andare bene così com'è. Il trattore è vecchiotto ma che tira.
Eccolo qua. Ancora le sette tighe naino di quando era nuovo. Pensa a te, ancora nuovo. No, chiamo qua i naini, non vanno in giro. Allora, do un altro colpetto di coda con la portiera qua. Ali. Buon dai. No, insomma, andiamo sempre via con l'uva, vero? Colpettino. Qua mi si è staccata il pomolo per far su il tubo, allora devo procurarlo in ferramenta. Se no si svuota di aria. Andiamo adesso. Qua che vorrei è spray, allora fa diventare prima. Adesso gli diamo un colpettino di acqua all'esterno, tanto la polvere va via. Insomma è discreto. Chiudiamo bene tutti i vetri e via. Aia, la schiena. C'erano le rondini nel capannone, mia, mi è sporcaccione. Oh, qua c'è il nodo. Così, allora non c'è più il nodo.
la guarnizione è un po' staccata lì del vetro dietro. Noi anche tiriamo anche quelle viti lì dei specchietti che si continuano a piegare. Boh, vedremo che siamo a posto. No. Adesso prepariamo attaccato. Vediamo se va via. Questa qua è la stella rondini, vedi? Se no vuole ai ghibri. Beh dai, quando abbiamo finito ora vediamo da vada quest'autunno, tiriamo via tutte piccole magagne. Boh, sì dai, via, andiamo. Adesso andiamo. Adesso attacchiamo il carro dell'uva che mercoledì ci serve, domani invece pigiamo l'uva bianca per noi. Piano dopo che no, ci dimentichiamo giù la gamba, no vabbè, meglio tirarla su. Allora la gamba va messa qua, dopo il ribaltabile lo mettiamo, che è quello più grosso qua, sempre sotto, e il carrello dietro, questo qua. Boh, perfetto. Fari, freni a aria e tieni sulla gamba. Sta carriola qua, no, non si passa lì. Le blocchiamo la gamba perché a un nostro vicino qua si era impigliato uno zaino e insomma andando sulla strada è andato giù la gamba, è stato su un casino in mezzo alla strada, ha ribaltato il carro in velocità. Boh. Adesso siamo a posto. Su
e il sollevamento, meglio che sia su, perché in certi casi toccano i gancetti sotto al timone, quelli che invece così gira sempre. Buono. Adesso provo a tirare un po' quelle viti qua di questi, vedere se stanno più. Vedi, cacciavite a stella. Dopo lo registro da sopra quando sono su. Spegniamo qua, vediamo se è ancora accesa. Sì, buono. Aspetta, come si fa così?